Dopo un anno di pausa, ecco tornare nel vallo di Porta Legnago il Palio dei 10 Comuni. Una marea di turisti, soprattutto stranieri, è arrivata in questi giorni nella città murata per assistere alla 36esima edizione. Nel 2011 la manifestazione non si era tenuta a causa del maltempo, ma quest'anno la pioggia ha graziato la corsa del Palio, anticipando i temporali al termine dell'incendio della Rocca degli Alberi la sera prima, ma lasciando tranquilla la domenica. Dopo la colorata e sempre apprezzata sfilata nel centro storico di Montagnana, il Palio ha visto trionfare per la 7ª volta Casale di Scodosea con il fantino senese Alessandro Chiti. È stata una finale ad alta tensione, giocata tra Saletto, Casale di Scodosea, Montagnana, Megliadino San Vitale, Masi ed Urbana. Il cavallo di Montagnana ha disarcionato il fantino e i cavalli a seguire non hanno potuto fare altro che finirgli addosso, consegnando la vittoria in mano a Casale di Scodosea, che comunque aveva già distanziato il gruppo. Chiti si è così aggiudicato il drappo rosso e il gruppo di Casale il dipinto del Palio che non fu assegnato lo scorso anno. È un Palio che si amplia sempre più nella sua comunicazione, nella sua promozione, ed è un elemento per noi sicuramente di interesse e di orgoglio. Questo di oggi è stato comunque un Palio ricco di emozioni, ci ha portato anche con non qualche incidente arrivare in fondo, ma anche il tempo ci ha aiutato e ci siamo arrivati. 7° Palio, grande soddisfazione soprattutto per i ragazzi. Un gruppo nuovo che è stato costituito da pochi anni, si sta impegnando tantissimo e ha dato soddisfazioni enormi. Credo, al di là del fatto che ci siano stati tanti cavalli scossi, però è sempre una soddisfazione arrivare primo. Nel Vallo sono stati premiati, inoltre, i vincitori delle altre tenzoni disputate nei giorni precedenti. Per la corsa dei gonfaloni ha vinto il comune di Merlara, per la tenzone degli arcieri Gianluca Bosco, anch'esso del gruppo di Merlara, e per la tenzone dei musici e sbandieratori il gruppo Città Murata. Il Palio, nella sua veste rinnovata e guidata da quest'anno dal nuovo direttivo, dà la rivederci all'edizione 2013.